Spazio Più. Buonasera a tutti dallo Spazio Più, professionisti e imprenditori uniti in collaborazione con il SINAP, il Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria. Chi vi parla rigorosamente in diretta alle ore 15.05 dagli studi di via Carlo Bellerio 41, i medici studi della vecchia Radio Padania Libera, ora Radio Libertà, il vostro sparacazzate preferito Federico. Rammento 33 gradi a Milano, leggere nuvole, si muore letteralmente di caldo, sono tutto bagnato. A parte gli scherzi, ringrazio il monumentale Andrea Regia che nonostante il bug di Microsoft, quella ditta là dei computer, insomma, ci siamo capiti, così non facciamo pubblicità. Salutiamo Bill Gates che tanto ha fatto per migliorarci la vita e comunque garantisce un ottimo servizio di regia nonostante tutto. Peccato perché io oggi volevo comprare e vendere le mie criptovalute, ma non potrò. No, scherzo. Ok, 029294 no, perché i telefoni sono down, però invece abbiamo i WhatsApp per i più timidosi, abbiamo sempre i nostri mitici WhatsApp 340 670 9659. Ripeto, 340 670 9659 è l'unico modo per comunicare con noi oggi. È già un miracolo che siamo in onda, visto quello che sta succedendo nel mondo, e non è stato Putin, mi dispiace per chi ci teneva tanto. Questo è il meraviglioso Occidente, basta un piccolo aggiornamento e salta il mondo intero, che bello. E tutti usano Microsoft, nessuno che usi Linux e altri, insomma, OS o sistemi operativi anche gratuiti che vi direbbero tutto questo. Una cosa la potete fare anche con un computer che non funziona. Siamo ancora in periodo di dichiarazione dei redditi, non vi stancherò mai e poi mai di ripeterlo. Scrivere sulla dichiarazione dei redditi D come dromedario, dattero, Dushanbe, capitale del Tagikistan, o Dakar, capitale del meraviglioso Senegal, D43. Questo numeretto magico destina il vostro 2 per 1000 in forma totalmente anonima e gratuita, non vi costa nulla. In pratica, invece di versare quel 2 per 1000 allo Stato, lo versate direttamente alla Lega, che li gira in grandissima parte a questa piccola grande radio che vi racconta cose che gli altri non vi raccontano e vi dà lo spazio che gli altri non vi danno. Quindi insomma, per la libertà non ha prezzo, per tutto il resto c'è Mastercard. Oggi sono in vena di spot. Quindi ragazzi, mi raccomando, e ragazze soprattutto, non vi costa nulla, totalmente anonimo e ci permettete di andare avanti. Non dico a questo conduttore che vi parla che fa semplicemente schifo, ma per i conduttori professionisti, per gli ottimi registi che abbiamo, per la squadra di Radio Libertà, per l'ottimo direttore Salusti che saluto, davvero meritano di andare avanti, di continuare a pedalare, di continuarvi a raccontare la realtà così com'è e non come qualcuno ve la vuole far sembrare. Però bando alle ciance, qua bisogna cominciare e dalla regia mi fanno segno che dovrei avere niente proprio di meno che Andrea Mazzarese, dirigente regionale del SINAP per il Triveneto. Buonasera Andrea, grazie per essere qua con noi. Buonasera, grazie a voi per l'ennesimo invito che con molto piacere accolgo. Ecco. Grazie. Ok. Grazie a te Andrea per essere qua con noi. Un'estate rovente, ne stanno succedendo di tutti i colori, poi approfondiremo. Sto leggendo una notizia appena battuta da tutti i media, oltre quella del Microsoft Down, cioè del crack del sistema operativo Microsoft, una notizia gravissima che arriva da Salerno, in questo caso lontana, però vi fa capire lo stato di sbando, lo stato di gravità e di emergenza continua e perenne che nelle carceri italiane. A Salerno un detenuto ha ucciso il suo concellino sgozzandolo con una lametta. Ora, grazie a Dio, Salerno insomma è lontana dal Triveneto, quasi l'esatto opposto, però questo vi fa capire lo stato di esasperazione che si vive nelle carceri italiane. Poche settimane fa la notizia della rivolta a Trieste, in questo caso sì, siamo nel Triveneto. Quindi Andrea, raccontaci un po' quello che purtroppo sta accadendo in questa pazza estate anche nel meraviglioso nord-est. Niente che raccontarvi ragazzi, purtroppo le cronache nazionali, purtroppo e fortunatamente, o per meglio dire fortunatamente, le seguiamo un po' tutti. Le carceri scottano in tutti i sensi, cioè, le
tensioni sono sempre molto elevate, basta un piccolo diniego a una richiesta fatta da parte di un detenuto, ma un diniego su un qualche cosa chiaramente che non può trovare concessione, che subito gli animi si riscaldano, c'è la presunzione di volere sempre tutto, perché un po' si cerca sempre di andare incontro alle esigenze, voglio dire, dei detenuti, e da un niente sostanzialmente si può scaturire effettivamente una rivolta con dei danni poi ingenti che pagano come sempre in modo inconscio tutti i contribuenti, voglio dire, con le loro tasse. Di mezzo c'è in tutto ciò l'incolumità, voglio dire, dei poliziotti penitenziari che si trovano a fronteggiare queste rivolte, ma anche degli stessi detenuti, di alcuni di essi, perché non tutti, voglio dire, hanno il piglio della pretesa in carcere. Ci sono tanti detenuti che si rendono conto di avere commesso degli errori, tengono un profilo basso, attendono, voglio dire, che espiano la loro pena per poi ritornare a una vita sociale, voglio dire, diversa rispetto a quella che li ha portati in carcere. Quello che ne consegue per la polizia penitenziaria è dei danni fisici che non si fermano, non hanno risvolti soltanto nell'immediato, voglio dire, ma alle volte nascono delle cause di servizio, delle assenze del lavoro che vanno avanti anche per mesi, e quindi mettendo ancora più in difficoltà l'organico della polizia penitenziaria, che già è abbastanza ridimensionato rispetto a quelle che sono le esigenze reali, e questo in tutti gli istituti del Triveneto, visto che la mia competenza per quanto riguarda il Triveneto, quindi da Bolzano fino ad arrivare a Trieste, ecco, gli organici sono molto più ristretti rispetto a quelle che sono le necessità reali. Il personale ormai lavora stabilmente con turni di 8 ore che prevedono il lavoro straordinario, quindi sotto stress, con più posti di servizio, quindi altro stress, con molta frequenza richieste di ferie che magari ne hanno necessità, che non possono trovare accoglimento perché i poliziotti penitenziari sono pochi e quindi si deve aspettare magari un momento successivo per avere l'accoglimento delle ferie. Ecco, ci troviamo poi a spese, voglio dire, che bisogna sostenere in aggiunta a quelle già previste, perché notizia, voglio dire, di circa 2 mesi fa, con una nota dell'8 o 6 o 8 maggio, sostanzialmente il Dipartimento annunciava ai direttori degli istituti e per conoscenza delle organizzazioni sindacali che lo stanziamento dei soldi per coprire le prestazioni di lavoro straordinario per l'intero anno 2024 destinate alla polizia penitenziaria era stato già esaurito nei primi 5 mesi dell'anno. Questo per farvi comprendere come veramente è difficile poi per tutti cercare di far fronte alle varie necessità. Quindi una rivolta che uno ascolta nella televisione oggi, la rivolta è rientrata, è tutto a posto. È tutto a posto per quello che riguarda la notizia mediatica, per quello che sono poi gli effetti, non è tutto a posto. C'è personale poi che ne esce con dei traumi, con quei danni fisici che molto spesso per mesi è costretto poi per guarire ad essere assente dal lavoro e quindi aggravare, come dicevo, poi le prestazioni lavorative dei colleghi che rimangono a lavorare. Queste sono delle situazioni veramente molto molto difficili da affrontare. Ora, recentemente il Dipartimento ha previsto il GIO, che è un gruppo di intervento operativo, voglio dire, si sta lavorando sotto traccia per far sì che quando ci sono situazioni emergenziali c'è personale qualificato pronto ad intervenire e contenere, voglio dire, questi gravi episodi nella maniera più professionale possibile, ecco, per cercare di limitare i danni in tutti i sensi. Però questo qua è un lavoro, voglio dire, che sta facendo il Dipartimento, voglio dire, sempre nel rispetto della legge, li lasciamo lavorare, li lasciamo fare avanti, andare avanti, voglio dire, fin quando si fa tutto nella legalità e nella cercare di elevare al massimo la professionalità, voglio dire, il SINAP non può che essere d'accordo con tutte le iniziative che in tal senso vengono prese dal governo, dal Dipartimento, voglio dire.
Guarda, io se oggi mi davate spazio, volevo portare un attimino alla vostra attenzione un problema che riguarda l'istituto penitenziario di Bolzano, per vedere un attimino se riusciamo a smuovere questa situazione. Se mi date la No, 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 ce possibilità, è l'hai e come? possibile? Sei qua apposta, sei qua per quello. Siamo Ok, ok. felicissimi di parlare della situazione di Bolzano, che è molto particolare perché anche la provincia autonoma dovrebbe costruire un carcere addirittura in project financing, cioè Bravissimo. in situazione, in una collaborazione pubblico e privato, e con le quattro frecce nell'efficientissima provincia autonoma di Bolzano questo carcere da quasi 15 anni. Quindi tanto più se ci porti buone notizie, o comunque se ci porti, sappiamo anche che il carcere attuale ha varie problematiche di gestione, spesso e volentieri si sono rischiate rivolte, ecco, se non addirittura sono accadute, quindi è una situazione molto molto particolare, però dietro, oltre i confini dell'impero, poco e nessuno ne parla, e siamo proprio qua per portare il territorio, la periferia al centro. Quindi Andrea, carta bianca, vai tranquillo. Ti ringrazio. Io spero che la politica nazionale che mi sta ascoltando e che attualmente ci governa, che chiaramente metto subito le mani avanti, non ha alcuna responsabilità per questo stato di impasse che si sta vivendo. Questo per essere chiari, no? Lungi da voler puntare il dito su questo governo o su altri governi. Io parlo un po' di situazione di fatto, perché come giustamente hai detto tu nell'introduzione, è da circa 15 anni o poco meno che si attende la costruzione del carcere di Bolzano. Il governo era diverso, non era quello di adesso. Chi sta, voglio dire, portando avanti le varie problematiche erano persone, erano protagonisti diversi da quelli attuali. Però dal 2015 che doveva porgersi la prima pietra, sostanzialmente siamo arrivati al 2024 che ancora non si sa quando verrà posta la prima pietra. Si parlava di una struttura che aveva necessità per essere realizzata di una spesa di 170 milioni di euro, si parlava di un istituto che doveva contenere 200 detenuti per poi passare nel 2022 a un proclama che aveva fatto la ministra Cartabia che il nuovo carcere non sarebbe stato più di 200 detenuti come capienza, ma di 103, di 130. Morale della favola, però solo parole, perché anche con le dichiarazioni del vecchio governo, voglio dire, della ministra Cartabia, voglio dire, non c'è stata questa posa della prima pietra. Quindi l'istituto enorme difficoltà, chi dirige l'istituto è in enorme difficoltà, i poliziotti penitenziari che hanno la responsabilità di fronteggiare le varie problematiche sono in enorme difficoltà. Lì a Bolzano abbiamo 30 colleghi che vivono, circa 30 colleghi che vivono nella caserma, hanno bagni in comuni, hanno le sbarre nelle finestre, una sorta, voglio dire, di detenzione che fanno i poliziotti penitenziari. Però perché questo? Perché non si possono permettere, voglio dire, una struttura privata all'esterno del carcere, cioè con 1.500, 1.550, 1.600 euro al mese che si prendono di stipendio, non si può andare a prendere un appartamento a Bolzano da 800.000 euro, non è possibile, perché poi c'è anche le spese, luce, acqua, gas, devi pure vivere, devi pure mangiare qualcosa, non ce la fai per niente. Quindi il personale sta in caserma in attesa magari che arrivi un trasferimento, e questo è un altro problema perché i colleghi sostanzialmente quando vengono assegnati a Bolzano, piuttosto di pensare sono arrivato a Bolzano, metto su famiglia qua, mi sposo con la mia ragazza, con la mia fidanzata, trovo una ragazza qua e rimango qua, perché comunque Bolzano è una bella città, una città vivibile, i colleghi vedendo quello che sono i costi, vedendo quello che è lo stipendio che prendono, sostanzialmente dicono aspetta un momento, faccio subito domanda di trasferimento e vado nel carcere del centro-sud dove la vita è meno cara. Quindi problemi su problemi. Quello che noi chiediamo alla politica nazionale è un attimino un po' di attenzione. La struttura è messa male. Si sono avviati nel mese di luglio dei lavori che interesseranno in ordine, diciamo, all'importanza, alla gravità, prima la semilibertà, ma poi anche gli spazi, voglio dire, interni della struttura, tinteggiature, tetto, facciate, eccetera. Si parla di uno stanziamento di 1,5 milioni di euro per mettere un po' a posto e rendere diciamo, di nuovo vivibile, diciamo così, in modo civile questa struttura. I poliziotti penitenziari intanto vivono in caserma e hanno questo grosso problema. Sarebbe necessario avere delle strutture fuori, degli appartamenti fuori, da poter prendere a prezzi convenzionati, a cifre moderate, 300, 400 euro, 250 euro.
voglio dire, spesa per i poliziotti penitenziari e per le loro famiglie. Ora, recentemente siamo a conoscenza, ecco, si è aperto un altro scenario, che sostanzialmente la provincia autonoma di Bolzano sta realizzando delle costruzioni tramite un accordo che è stato fatto col Ministero della Difesa, per quello che ci risulta, per proprio i dipendenti del Ministero della Difesa, quindi i militari. Si tratta quindi di alloggi che avranno un canone convenzionato e per quello che noi apprendiamo ci viene fatto l'assist dal presidente della provincia Compacer che potrebbe concretizzarsi, se il Ministero della Giustizia si muove, un accordo tra il Ministero appunto della Giustizia e il Ministero della Difesa per far sì che di questi alloggi da destinare ai militari una parte, una quota, possa essere destinata anche ai poliziotti penitenziari. Non parliamo di 100 alloggi, 80 alloggi, pure perché i poliziotti penitenziari che fanno servizio su Bolzano sono poco più di 50 su quasi 80 che dovrebbero essere, ecco, per la carenza che dicevamo prima. Potrebbero essere già indicativamente importanti avere una quindicina di alloggi. Ecco, si potrebbe lavorare ad avere 15 alloggi tra mini appartamenti, bicamere e qualche tricamera, voglio dire, per dare un attimino di respiro economico proprio ai poliziotti penitenziari di Bolzano, fargli comprendere che non sono solo non sono soli in queste difficoltà, che la politica nazionale, la politica locale è vicina a loro, sta comprendendo le loro difficoltà e sta facendo di fare quello che è possibile umanamente fare. Ecco. Se probabilmente il nuovo carcere iniziava ad essere realizzato nel 2015, oggi i poliziotti penitenziari avrebbero pure degli appartamenti magari destinati a loro e alle loro famiglie, avrebbero sicuramente una caserma vivibile, dignitosa, con un bagno magari in camera. Questo purtroppo non è stato possibile fare per quello che ci riguarda, perché non ha avuto probabilmente l'attenzione dovuta dal precedente governo. Questo non voglio entrare nel merito, però l'invito che faccio io è alla politica nazionale, a chi ci sta governando soprattutto, a porre attenzione a questo problema della casa circondariale di Bolzano e del nuovo carcere e quindi intervenire con una soluzione tipo quella che avevo illustrato io nel corso di questo intervento, con un accordo magari col Ministero della Difesa per realizzare 10-15 alloggi per i poliziotti penitenziari e le loro famiglie e vedere come fare per cercare di al meglio intanto ristrutturare questa caserma che è previsto, per quello che sono a conoscenza, anche uno stanziamento per sistemare l'attuale caserma. Il tutto per, ripeto, dare sollievo ai poliziotti penitenziari di Bolzano che già fanno un grosso sacrificio, voglio dire, per il tipo di lavoro che devono espletare. Se poi quando finiscono di lavorare, piuttosto che andarsi a distrarsi, voglio dire, quelle loro devono vivere problematiche economiche e cercare sempre vie di fuga per cercare di andarsi in altre parti d'Italia a prestare servizio, è chiaro che non raggiungeremo mai l'obiettivo di risolvere i problemi. Niente, questo era quello che è il problema. Io intanto vi ringrazio, ecco, per aver dato voce a questa problematica che con insistenza e con molta frequenza i poliziotti penitenziari di Bolzano mi dicono di cercare di dargli una mano. Ecco, io oggi lo sto facendo, spero di averlo fatto nel modo proficuo per come mi viene richiesto di fare. E poi rimango a vostra disposizione se volete farmi delle altre domande, ci mancherebbe, siamo qua per questo. No, assolutamente ringraziamo Andrea, ovviamente va dato un abbraccio a tutto il reparto di polizia penitenziaria di Bolzano, che rammenta una provincia particolare. Prestare servizio a Bolzano quando si indossa una divisa non è facile e magari chi è un po' più anziano ricorda anche perché è una provincia che comunque vive sempre una certa tensione e si chiede appunto una dignità alle donne e agli uomini della polizia penitenziaria in servizio in Alto Adige a Bolzano, una dignità che hanno tutte le altre forze dell'ordine. Non si chiede di rubare niente a nessuno, non si capisce per quale motivo il Ministero, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è sempre molto attento a tante cose, però quando si parla di polizia penitenziaria c'è quasi un blocco ideologico e passa tutto avanti. Rammento, voglio ricordare che Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno dei signori
alloggi, e quindi chi può, chi deve fare, chi ci ascolta da Roma si sbrighi. E ovviamente sollecitiamo anche i consiglieri della provincia autonoma di Bolzano, che ha anche competenze e merito, perché ricordiamo si tratta di una provincia autonoma con ampissimi poteri, quindi Roma e Bolzano, sveglia, sveglia, sveglia. È anche importante stabilizzare il personale in una sede, perché il continuo ricambio va piano piano a minare la sicurezza e la continuità del carcere. Ci deve essere comunque una certa esperienza, uno zoccolo duro di persone che abbiano una certa esperienza nella gestione di un istituto penitenziario. Se c'è sempre forte ricambio, poi si rischiano cose brutte come quelle che sono accadute al Beccaria qua a Milano, un istituto che è da anni fuori controllo proprio per questo motivo. E anche a Bolzano, insomma, qualche problema di troppo c'è stato negli anni passati. Quindi davvero tiriamo la giacca a chi di dovere perché si muova, anche perché qua il tempo passa, ma sento sempre ricordare le solite cose. Quello che Andrea Mazzarese ci racconta di Bolzano è quello che accade ogni giorno a Varese, addirittura dentro le sezioni detentive, dove il carcere è letteralmente a pezzi, e le donne e gli uomini che lavorano al carcere di Varese non hanno nemmeno le linee telefoniche interne funzionanti. Davvero si stanno moltiplicando questi casi in tutta Italia. La cosa che fa male è che qua per 11 anni nessuno diceva niente, andava tutto bene. Ora all'improvviso c'è un risveglio dell'attenzione. Noi questa attenzione la diamo da anni, continueremo a darla, continueremo a dare voce ad Andrea Mazzarese, a tutte le donne e gli uomini con la divisa della Polizia Penitenziaria, ma anche di altri corpi dello Stato, che prima non ascoltava nessuno e che noi da anni, insomma, cerchiamo di dargli una voce, una dignità che dovrebbe dargli il datore di lavoro, che in questo caso, pensate un po', è lo Stato, quello che è con la S maiuscola. Andrea, abbiamo 3 minuti ancora. Se ci tieni a dire qualcos'altro riguardo, non so, Trento, la situazione di Veneto, una cosa che ti sta a cuore, noi ti concediamo questi 3 minuti. Io ti ringrazio, sì, colgo l'occasione di questi ulteriori 3 minuti per rappresentare una questione che riguarda Trento e che poi non ha avuto più contezza di quello che c'è stato. Ecco, indicativamente un mese fa ci sono state 2 aggressioni a distanza proprio di 2 giorni. Quello che abbiamo chiesto alla Polizia Penitenziaria, ecco, tanto per essere chiari e precisi, in un episodio il poliziotto penitenziario era intervenuto per evitare guai peggiori tra 2 detenuti che se li stavano suonando, e sostanzialmente il poliziotto penitenziario da parte di uno dei due è stato preso per il petto, ecco, con violenza allontanato, e ha avuto, voglio dire, dei danni fisici, perché si vedeva che aveva il collo tutto arrossato. Poi vabbè, è stato accompagnato al pronto soccorso, ha avuto una prognosi di parecchi giorni, 10-15 giorni se non ricordo male, e poi a distanza di 2 giorni altri 2 poliziotti penitenziari, uno tra l'altro ha poco meno, a circa 20 anni, è del 2003, quindi uno dei due è giovanissimo, un anno di servizio, 2 poliziotti penitenziari presi letteralmente a ceffoni. Ceffoni per uno e ceffoni per l'altro, voglio dire, le guance rosse che non vi dicono, con i ceffoni che hanno beccato da questo detenuto, un detenuto di stazza, voglio dire, notevole. Per quello che mi è dato sapere, i due soggetti sono stati tutti e due allontanati dall'istituto penitenziario, e questo va benissimo, perché è chiaro che un segnale bisogna dare in questi casi. Non è una cosa normale, non può passare tutto normale, un'aggressione al personale che va lì in un istituto per lavorare. Non è una cosa normale che venga preso a ceffone, venga preso per il petto e sbattuto, allontanato, eccetera, eccetera. Le mani vanno tenute sempre a posto, si parla con la bocca e si cerca di risolvere i problemi in modo civile. Quello che noi chiediamo è, perché poi non ho avuto contezza, ecco, se tutto è finito lì o c'è stato dell'altro, quello che noi chiediamo è che il Dipartimento in questi casi valuti con attenzione le richieste che vengono fatte da parte dell'istituto, eventualmente di applicare il 14 bis. Il 14 bis è un regime detentivo serio, più duro, più restrittivo per quanto riguarda i detenuti, ed è un segnale che in questi casi, per quelli più violenti, bisogna dare. Ecco, questo è quello che noi come Sinape oggi cogliamo pure l'occasione per ribadire. Non lasciateci soli, non facciamo sì che qualcuno pensi di farsi giustizia da solo, assolutamente no.
applichiamo la legge c'è, la legge va applicata con serietà. Nelle ipotesi di aggressione al personale di polizia penitenziaria, a parte l'allontanamento del detenuto, quello che è previsto è proprio negli episodi più gravi, come quelli che si sono verificati, la richiesta e l'applicazione del 14 bis. Il Dipartimento tante volte ha mostrato di avere attenzione proprio nel cercare, nel dare, nell'applicare il 14 bis. Auspico che anche in questi due casi verificatisi lo scorso mese ci sia stato pure lo stesso seguito. Ecco, e qui credo che ho colto fino all'ultimo il tempo dei 3 minuti e niente, ringrazio sempre per l'attenzione che mi è stata data, rimango sempre a vostra disposizione. Quando in futuro avrò modo di poter dare voce a quelle che sono le problematiche che quotidianamente vivono i poliziotti penitenziari, come segretario regionale del Triveneto sarò sempre ben lieto, ecco, di mettermi a disposizione e dare le informazioni così per come succedono negli istituti, nel limite delle possibilità in cui posso farlo. Ok, ancora grazie e buon pomeriggio. Grazie mille ad Andrea Mazzarese, grazie di cuore come al solito magistrale, e ovviamente Andrea Mazzarese sa che Radio Libertà è la sua casa, è la casa delle donne e gli uomini in divisa, la divisa della polizia penitenziaria del Triveneto, quindi quando vuoi, porte aperte. Pubblicità. Nei fine settimana riascolta i tuoi programmi preferiti. Domenica aspettati il meglio sui canali di Radio Libertà. Semplicemente la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E ritorniamo allo Spazio Pio in collaborazione con il SINAP. Oggi rammento, linea telefonica è out, Microsoft down, anche telefoni down qua a Radio Libertà. C'è il WhatsApp 340 670 9659, ripeto 340 670 9659. Abbiamo anche problemi con le linee digitali, non a caso Antonio Fellone oggi non potrà essere con noi, altrimenti si accavallano pure le cose digitali, quindi ci dispiace, però in cambio abbiamo un grandissimo ospite dalla Campania, un dirigente del SINAP, ormai possiamo dire un amico di Radio Libertà, Pasquale Gallo. Buonasera Pasquale. Buonasera a tutti dalla torrida Campania. Nemmeno Milano scherza, però anche dalla bellissima Campania ci sono stato in ferie fino a qualche giorno fa, davvero una cosa meravigliosa, siete fortunati. Vabbè. Grazie. L'invidia è tanta. Allora, ritorniamo in diretta con le cose serie, purtroppo. Non vorrei, però la campagna è sempre a livello penitenziario sulla cresta dell'onda, sempre in prima pagina, sempre in cronaca nera. Abbiamo una notizia freschissima che ora leggo e poi purtroppo dovremo commentare con Pasquale Gallo, perché come al solito c'è il carcere di Salerno che è sempre in prima linea nel peggio, nel distinguersi, insomma, per i fatti più gravi. Da là partirono le famose rivolte del 2020 e da là sentite un po' cosa è successo oggi. 19 luglio 2024, questa notizia è stata battuta alle 11:51 da Salerno Today. Shock nel carcere di Salerno, detenuto uccide il compagno di cella. L'aggressore è stato bloccato dagli agenti della polizia penitenziaria. I sindacati: riscontriamo un'inerzia del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria rispetto ad interventi concreti e risolutivi. Omicidio nel carcere di Salerno, dove un detenuto magrebino armato di una lametta ha aggredito e sgozzato un suo connazionale. L'aggressore è stato bloccato dagli agenti della polizia penitenziaria. L'omicidio è avvenuto ieri sera al culmine di una lite tra i due detenuti. Nella cella non c'erano altre persone. Ad avere la peggio un 30enne magrebino, il quale è stato colpito da una lama ricavata da una lametta BIC da un suo connazionale di 24 anni. Il 30enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Ruggi d'Aragona ed è morto questa mattina.
Allarme sicurezza, è l'ennesimo episodio gravissimo di violenza presso gli istituti campani, denunciano i sindacati locali della polizia penitenziaria. Da tempo denunciamo lo stato di abbandono delle carceri in Campania, dove si continua ad assistere a continue aggressioni non solo al personale di polizia penitenziaria, ma anche alla popolazione detenuta. Di fronte a tale denunce riscontriamo un'inerzia del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria rispetto a interventi concreti e risolutivi. Siamo molto preoccupati non solo per l'incolumità del personale di polizia penitenziaria, ma degli stessi utenti che vorrebbero scontare la pena in maniera serena. È da tempo che denunciamo lo stato di abbandono, insomma, insomma, non abbiamo più parole per definire la confusione gestionale da parte di chi governa le carceri in Campania. Continuano i sindacati: a fare le spese sono i poliziotti penitenziari lasciati soli in un silenzio assordante, senza strumenti idonei. Come sindacato abbiamo più volte denunciato il sovraffollamento del carcere di Salerno, che è il tasso più elevato in regione, è una carenza di organico che si attesta sulle 70 unità di polizia penitenziaria. Nonostante grave difficoltà, il personale di Salerno, con enormi sacrifici, riesce comunque a garantire l'ordine e la sicurezza interna. Tuttavia, in queste condizioni estremamente precarie di degrado, sovraffollamento e complessità dell'utenza, alcune tragedie non sono altro che cronaca di morti e gravi eventi critici più volte annunciati. Pasquale ha dovuto leggere l'articolo per far capire un po' il disastro che avviene nel carcere di Salerno. Ormai posso dire che ogni settimana c'è una notizia pesante che arriva da Salerno. In altri studi penitenziari sono stati mandati contingenti a tamponare la situazione, o comunque ci sono stati interventi per raddrizzare la situazione. Qua invece, io lo dico da spettatore esterno che parla da Milano, i binari storti erano e storti rimangono. E infatti dalla lettura che hai fatto dei vari articoli si evince che la situazione in Campania non è torrida, come dicevo io prima, ma addirittura è rovente, non solo dal punto di vista climatico, ma anche dal punto di vista della gestione della sicurezza nelle carceri campane. E negli ultimi anni noi come sindacati ci siamo uniti in una lotta contro questa gestione che noi riteniamo fallimentare delle carceri campane, perché non si riesce né a rieducare né a fare sicurezza. Cioè si è raggiunto l'opposto del doppio obiettivo che si propone la nostra Costituzione. Non si riesce a fare sicurezza e non si riesce a fare rieducazione. Ci doveva scappare il morto, ci è scappato. È da tanto tempo che noi lanciamo il grido d'allarme. Tra la popolazione detenuta la Campania è quella che conta tra il numero più alto di suicidi tra i detenuti. Poggioreale è quello più alto di tutta la Campania. Eppure i detenuti di nazionalità extracomunitaria in Campania rispetto alle altre regioni non sono tante, ma sono quelle che negli ultimi periodi stanno dando più problemi. D'altronde il morto ci poteva scappare già un mese e mezzo fa circa, quando sempre un detenuto extracomunitario aggredì con una lametta al collo un nostro collega al carcere di Secondigliano, e solo per pochi millimetri il collega non è stato sgozzato. E cosa aspettiamo per invertire la rotta? È quello che noi ci chiediamo. La Campania, forse rispetto alle altre regioni, ha visto un'unione compatta di circa l'80% delle organizzazioni sindacali. Siamo 5 organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su 7 che denunciano il disastro Campania, ma al momento restiamo inascoltati. Quindi quello che noi facciamo attraverso anche la vostra radio, che ci dà la possibilità di portare la nostra voce, e che noi ringraziamo, chiediamo una convocazione urgente da parte dei vertici del Ministero, da parte dei sottosegretari, perché noi abbiamo bisogno, come rappresentanti della Campania, di confrontarci direttamente con loro, visto che ormai c'è un blackout con i vertici dell'amministrazione penitenziaria. Sì, è ovvio, dopo tutto questo succedersi continuo di fatti gravissimi in tutte le carceri di Campania, in particolare Salerno, ma Avellino non scherza, poi vi leggeremo qualche altra notizia, i carceri del capoluogo Napoli non scherzano, Santa Maria Capua Vetere per ora, insomma,
sapete già, non c'è bisogno che vi spieghi, cari amici a casa, quello che è accaduto e i problemi che si sono susseguiti più volte. Ariano Irpino, insomma, è una situazione, ne sto dimenticando sicuramente qualcuno, è una situazione che ormai non è più un'emergenza a livello locale, è una vera e propria emergenza a livello nazionale. Siccome questo, l'Italia una è indivisibile, come dicono gli amici che affermano la Costituzione più bella del mondo, è ora che a Roma, è ora che il potere centrale si faccia carico del problema e intervenga con mano forte, sostituendo chi sta a livello locale se è necessario e intervenendo con una terapia d'urto anche con uomini in più, con risorse in più di qualsiasi genere e tipo. Però non si può continuare ad aspettare, insomma, la fatalità totale, perché è un continuo. Noi, insomma, stiamo a Milano, però fa impressione che ogni volta che uno va ad aprire una notizia che riguarda la polizia penitenziaria trova sempre o il carcere di Salerno, Fuorni, o comunque un carcere campano subito in cronaca nera, perché è successo qualcosa di brutto. Non possiamo aspettare non una nuova ondata di rivolte, ma addirittura una nuova ondata di morti a questo punto, perché la situazione è sempre più grave e quindi ora chi c'è a Roma è giusto che intervenga, è giusto che si prende gli oneri e gli onori di stare al vertice dell'amministrazione e del ministero. Questa è la nota di redazione, Pasquale. Io vi ringrazio per questa possibilità che ci date e di amplificare la nostra voce che ultimamente rimane inascoltata, perché come dicevi tu le carceri in Campania che ribollono non è solo Salerno e Avellino in particolar modo, dove c'è anche un elevato assenteismo da parte del personale, ma un assenteismo legato a motivi di stress lavoro correlato, perché non si riesce più a gestire una popolazione detenuta che ormai è diventata imbelle e ribelle. Non si ascoltano più gli ordini, non si rispettano più le regole, c'è la totale mancanza di rispetto nei confronti del personale, non solo della polizia penitenziaria, ma anche nei confronti del personale sanitario e del personale educativo. Quindi serve un'azione concreta. Io non riesco ad immaginare da qui a poco, il mese di agosto, quando si raggiungerà il picco del piano ferie del personale, come si farà a gestire le carceri in Campania. E lo dico da sindacalista perché nella maggioranza degli istituti campani non riusciamo a garantire il piano ferie, non riusciamo a garantire i 15 giorni minimi previsti per il personale per andare in ferie. E questo per noi è una sconfitta ed è una sconfitta per l'amministrazione, soprattutto riscontrare che tanto personale risulta assente e giustificato per motivi di salute correlati al lavoro. Questo noi non lo possiamo accettare come sindacati, non lo possiamo accettare come italiani degni di un paese civile. Il sovraffollamento in Campania dei detenuti ha raggiunto dei picchi elevatissimi e seconda solo dopo la Lombardia come tasso di sovraffollamento la Campania, ma a livello di carenza di personale stiamo scendendo, stiamo affondando nel baratro per motivi sia di organico ma per motivi sia contingenti dovute alle assenze del personale. Quindi chiediamo veramente un aiuto da parte delle istituzioni, un aiuto da parte dei mass media, tra cui anche voi, per far arrivare la nostra voce compatta e coesa. Siamo circa l'80% delle organizzazioni sindacali in Campania che si sono coalizzate in un'unica voce. La gestione delle carceri campane è disastrosa, è fallimentare e bisogna urgentemente invertire la rotta. Questa è la nostra richiesta e speriamo che sia esaudita al più presto. Non possiamo più aspettare che ci sia l'ennesimo morto, perché sarebbe troppo tardi. Assolutamente, noi ci associamo come Radio Libertà, è ora di finire con gli interventi cosmetici, bisogna intervenire in profondità, se necessario anche trasferendo fuori regione, Certo. anche molto molto lontano come si faceva una volta, i detenuti più pericolosi, i detenuti che hanno una posizione di vertice, insomma, che riescono a trascinare gli altri nelle sommosse, nei disordini che accadono nelle carceri, che vengono solitamente spostati da una parte all'altra a 30 km di distanza, dove ripetono ancora la stessa cosa. Allora, se è necessario, ripeto, l'Italia una indivisibile, prenda questi soggetti e li porti fuori regioni, magari al nord o in qualche altro posto bucolico, si rinfrescano un attimo
attimo le idee e lo Stato torna a fare lo Stato, perché qua bisogna farci una domanda, caro Pasquale. Chi governa il Ministero della Giustizia e chi governa il DAP, il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, deve chiedersi: il carcere è un'infrastruttura al servizio della sicurezza del paese o è diventato una specie di albergo per i detenuti? Qua dobbiamo farci questa domanda, almeno ci si dà una soluzione, un percorso, perché non fa né uno e né l'altro e le cose degenerano e continuano a peggiorare man mano che il tempo passa. Qua ovviamente chi parla, sentiamo maggioranza, opposizione, gente che fino a ieri stava al potere, che ora punta il dito, carceri fuori controllo, però qua davvero il più pulito c'ha la rogna, come si dice in alcune zone del paese. Sono tutti responsabili della situazione gravissima in Italia, soprattutto in Campania, ed è ora di intervenire, di prendere le redini, di affrontare il problema come si deve. Allora, Pasquale, stavo pensando di leggere un po' quello che è accaduto ad Avellino, così facciamo capire agli ascoltatori come vengono spesi i loro soldini, perché parliamo anche di un'amministrazione penitenziaria che costa 5 miliardi di euro a tutti voi contribuenti, e costa per fare cosa? Non si sa, perché ora vi leggo le notizie di come vengono spesi i vostri soldi e delle situazioni gravissime che continuano a ripetersi. Carcere di Avellino, situazione sfuggita di mano, detenuti prendono per il collo il medico, altri salgono sul tetto e aggrediscono il direttore. No, ragazzi, ve la leggo di nuovo perché sono cose davvero dell'altro mondo. Carcere di Avellino, situazione sfuggita di mano, detenuti che prendono per il collo il medico, altri salgono sul tetto e aggrediscono il direttore. Siamo in Italia, non siamo in Sud America, dove sarebbe entrato l'esercito con una cosa del genere. Siamo in Italia e accade questo. Vado avanti. Solo pochi giorni fa i sindacati della Polizia Penitenziaria della Campania avevano denunciato ai vertici della locale amministrazione le condizioni di estrema insicurezza in cui versano i poliziotti presso il carcere Irpino a fronte di eventi critici che si susseguono quotidianamente. Nella giornata di oggi un detenuto di origini siciliane appartenente alla categoria alta sicurezza, cioè un gregario di un'organizzazione mafiosa, cari amici a casa, si è diretto verso l'infermeria centrale ed ha aggredito il medico mettendogli le mani al collo. Subito dopo un altro detenuto comune, approfittando dell'ora dedicata ai passeggi, la famosa ora d'aria, è salito sul tetto chiedendo di parlare subito con il direttore. Contestualmente ha messo in atto una protesta, incitando la restante parte della popolazione detenuta. Non contento, ha cercato di aggredire il direttore, che nel frattempo era giunta sul posto, quindi una donna, la direttore che nel frattempo era giunta sul posto con un pezzo di ventilatore. Il tentativo di aggressione non è stato portato a termine solo grazie all'immediato intervento del personale. E la situazione è sfuggita di mano. I sindacati denunciano che i poliziotti sono stati lasciati soli e allo sbaraglio. E qua è un articolo di Avellino Today. Pasquale. Sì, ma è proprio così, è proprio come dicevi, quello che manca è la sicurezza. La sicurezza, lo dice la legge, lo dice l'ordinamento penitenziario, non lo dico io né lo dici tu, è il presupposto fondamentale, imprescindibile, entro il quale far scorrere il fiume del trattamento. Non ci può essere trattamento senza sicurezza e purtroppo quello che manca è l'ABC. Manca la sicurezza delle carceri. All'interno di questa deficienza, di questo deficit, i detenuti pensano di poter fare quello che vogliono. Basterebbe applicare la legge, ripristinare la legalità nelle carceri, quello è il presupposto fondamentale, perché quello che manca è la legalità nelle carceri. Ma basta poco, basta applicare la legge. La legge prevede i trasferimenti immediati, la legge prevede i trasferimenti fuori regione dei detenuti che commettono gravi mancanze all'interno dell'istituto. La legge consente anche di applicare l'articolo 14 bis, cioè il regime di sorveglianza particolare nei confronti di quei detenuti particolarmente facinorosi, per cercare di limitare la loro pericolosità. La legge consente anche l'applicazione dell'articolo 41 bis, il comma 1, non quello singolare, ma il comma 1, quello che prevede di poter applicare, sospendere in tutto o in parte negli istituti le normali regole del trattamento penitenziario. Questo ce lo consente la legge, ma purtroppo
siamo in un clima in cui nessuno vuole assumersi la responsabilità di prendere delle iniziative, perché servono delle iniziative pesanti, magari delle iniziative impopolari, ma delle iniziative che vanno prese, perché ne va del futuro della sicurezza della nostra nazione, ne va nel futuro della sicurezza delle carceri, non solo campane, ma italiane. E voi dovete darci una mano, voi intesi come mass media, come stampa, come giornali, come televisioni, come quotidiani, perché solo voi potete amplificare la nostra voce e il nostro grido d'allarme, che tra l'altro abbiamo lanciato più volte ed è culminato in una manifestazione regionale che abbiamo fatto il 31 maggio sotto al Provveditorato di Napoli, ma che sembra, come risultati, sia servita a ben poco, perché l'immobilismo ristagna e l'inerzia dell'amministrazione è ancora la stessa. Sì, sì, assolutamente. Purtroppo non possiamo che associarci. Noi come piccola radio facciamo il nostro dovere, siamo liberi. Ci sono purtroppo mass media che sono molto interessati allo sciacallaggio o della politica o colpiscono qualcuno o qualcosa, solitamente la polizia penitenziaria, per colpire altri. E ne sa, insomma, Pasquale sicuramente ne sa qualcosa molto meglio di me. Noi però ottemperiamo al nostro dovere di giornalisti, il dovere del diritto di cronaca. Noi raccontiamo le cose che sono, come sono, raccontiamo alle persone a casa che pagano le tasse come vengono spesi i loro soldi. Oggi ascoltavo la radio e sono 31 anni dall'omicidio, insomma, qualche giorno fa, del giudice Borsellino a Palermo. E insomma, tutti che si riempiono le parole, la bocca con l'antimafia. Io vorrei ricordare che se si inizia a fare, se si deve fare l'antimafia, si fa anche dalle carceri, garantendo l'ordine e la sicurezza negli istituti penitenziari, che non possono, non devono essere invece il circo o luoghi talmente insicuri che forse è meglio qualche malfamato quartiere insomma di Napoli. Non può essere addirittura il posto dove, grazie a telefonini e droga che gira liberamente e tranquillamente, chi è detenuto ha una posizione di vertice, di supremazia ancora maggiore rispetto a chi è fuori, e lancia anche ordini che poi magari vanno a uccidere qualcuno. Cioè, qua stiamo parlando del fallimento dello Stato, almeno a livello di amministrazione penitenziaria. Sono cose gravissime. Quindi io invito anche la Commissione Antimafia a Roma ad intervenire, perché abbiamo sentito qua, abbiamo detenuti alta sicurezza addirittura che vengono dalla Sicilia, che cercano di uccidere un medico mettendogli le mani al collo. Sono tutti segnali di supremazia, sono tutti segnali anche nei confronti di altri detenuti che dopo un tentato omicidio scattano con altre proteste per distrarre. Evidentemente qualcosa doveva accadere e bisognava coprirlo con un evento critico. Facciamo attenzione. È ora di passare dall'antimafia delle parole all'antimafia dei fatti, alla sicurezza, che non significa privare di dignità o ammazzare di botte le persone, significa far rispettare le regole a chi le regole non le ha mai volute rispettare, a chi alla legge dello Stato ha sempre voluto fare la sua di legge. E questi criminali, mafiosi, camorristi, 'ndranghetisti, quando impongono la loro legge, vi assicuro che sono le leggi più infami, più brutte, più assurde, più ignobili, più assassine, più balorde, ecco, non mi viene in mente, che esistano. Sono persone che non hanno la minima cognizione morale, non hanno proprio l'idea di cosa sia la moralità. Mi dispiace dirlo da questa radio, e quindi chi permette tutto questo è complice. Pasquale, siamo quasi in chiusura, se vuoi aggiungere qualcosa tu. Io concordo pienamente con quello che ha detto, perché le carceri dovrebbero essere il baluardo, dovrebbero essere il simbolo della sicurezza del cittadino. Dovrebbero essere quelle mura che proteggono il cittadino da quelle persone che si sono macchiate di reati e anche di brutti reati. E purtroppo invece le carceri, nella sensazione dell'opinione pubblica, nella sensazione del cittadino, non sono più questo, non danno più un senso di sicurezza. Nello stesso tempo anche chi lavora all'interno delle carceri, ma non solo il personale di polizia penitenziaria, ma anche il personale civile, il personale sanitario. Abbiamo sentito dell'aggressione di un medico. Io mi metto nei panni di questo medico, come mi metto nei panni di quella gente che è stato aggredito. Con quale coraggio andrà a lavorare tra un giorno, tra 2 giorni, tra una settimana, tra un mese, quando
saprà che mettere piede in un istituto sai che entri e non sai se ci esci, oppure non sai a che ora esci, oppure non sai se esci sano così come eri entrato. E lavorare in queste condizioni è bruttissimo e non possiamo accettare che uno Stato come quello italiano possa accettare di lavorare in questo modo. Queste persone, a nostro avviso, devono essere considerate come vittime sui luoghi di lavoro. È vero che il rischio rientra, è una delle prerogative del nostro mestiere, però il rischio deve essere un rischio calcolato, non deve essere un rischio eccessivo, un rischio che va oltre quelle che sono le nostre possibilità, un rischio che aumenta in virtù delle inefficienze e delle deficienze organizzative e gestionali di chi ci governa e di chi ci amministra. Ormai chi lavora nelle carceri sono diventate le vittime. Il soggetto che commette il reato, nel momento in cui commette un reato all'esterno, viene percepito dall'opinione pubblica come il carnefice, ma nel momento in cui varca la soglia del carcere diventa la vittima. E il poliziotto o chi ci lavora all'interno delle carceri viene percepito come il carnefice. Si è capovolta la situazione e noi questo non lo possiamo accettare. Capiamo che tutta questa situazione attuale deriva da decenni di inefficienze e da decenni di mancate prese di posizione da parte dei governi che ci hanno preceduto, però è vero, ma non la possiamo ancora addurre come giustificazione. Bisogna agire presto, nell'immediatezza, con decreti legge, con decreti emergenziali, perché quella che stanno vivendo le carceri è una vera e propria situazione emergenziale. Bisogna dichiarare lo stato di emergenza delle carceri e dare pieni poteri a un commissario straordinario per rimettere a posto la situazione, altrimenti non ce ne usciremo più. Io voglio ringraziare Pasquale Gallo. Non so, vorrei fare a questo punto appello alla provvidenza, perché qua, insomma, che ci pensi lui, perché qua è anche a Roma a chi di dovere, perché davvero non si può più andare avanti così, e lo percepiamo noi dalla lontana Milano. Ecco, quindi dalla vicina Roma, chi è di dovere si svegli, perché qua stiamo andando oltre il Sud America di questo passo e non ce lo possiamo permettere. Grazie Pasquale Gallo. Grazie a voi, un abbraccio a tutti, un saluto a tutti, anche ad Antonio che oggi non è potuto essere presente, un abbraccio a mio fratello Antonio Fellone. Un saluto e con piacere ci sentiamo alla prossima. Grazie. Grazie, allora siamo agli ultimi secondi di diretta, ne approfitto per salutare il mio socio Antonio Fellone che è al mare, se la sta godendo, però avrebbe dovuto e voluto intervenire, tuttavia a causa dei problemi noti che colpiscono anche questa radio in maniera marginale, a causa della crisi di Microsoft, quella cosa là di Microsoft, insomma, a parte gli scherzi, abbiamo avuto problemi con le linee telefoniche e anche le linee digitali reggono fino a un certo punto, e quindi abbiamo dovuto scegliere se dare uno spazio all'ospite o il mio co-conduttore. Il mio co-conduttore ha fatto un passo indietro e abbiamo dato spazio agli ospiti che hanno dal territorio tanto e tanto da raccontare. Purtroppo però raccontano tutti le stesse cose. Cari amici cittadini e contribuenti, quello che voi pagate non è in grado di gestire minimamente la vostra sicurezza. Chi di dovere intervenga prima che sia troppo tardi. Scusate il grido d'allarme, però questo è la verità. Noi diciamo le cose che sono come sono. Grazie a tutti per l'ascolto, vi lascio all'interessantissimo pomeriggio, il famoso prime time di Radio Libertà. Restate sempre qua all'ascolto, buona serata e buon weekend. Grazie Andrea, ciao. Avete ascoltato Spazio